Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati, i vari lavori che dobbiamo andare a fare, insomma tutte le varie mansioni che dobbiamo fare durante l'anno. Questi giorni siamo in piena vendemmia e stiamo raccogliendo sia uve nere, uve bianche, stiamo andando via sia con raccolta meccanizzata sia con vendemmia manuale. Oggi abbiamo fatto un po' entrambe e abbiamo utilizzato la vendemmiatrice per raccogliere un po' di bianca, un po' di nera, merlot come ultima varietà, e adesso a fine giornata dobbiamo fare un po' i lavaggi. Stiamo lavando sia i rimorchi, le cassette e altri piccoli materiali che usiamo per la vendemmia manuale, mentre invece adesso ci dedichiamo alla pulizia della vendemmiatrice. Durante la giornata ovviamente la macchina si sporca perché viene a contatto con gli acini, foglie, mosto, eccetera, quindi ovviamente alla sera, arriva a sera che come vedete ha bisogno di un lavaggio molto profondo. In questo momento oltre al lavaggio si può anche andare a dare un'occhiata se tutte le componenti siano a posto, se ci sono delle piccole manutenzioni da fare, e poi finito il lavaggio, finito un po' il check-up della macchina, si va a fare l'ingrassaggio in modo tale che il giorno seguente o il successivo giorno che si va a prendere la vendemmiatrice sia pronta per partire e gli organi non vengano poi intaccati dall'acidità dell'uva e dalla sporcizia in generale. Ecco, adesso allora procediamo con il lavaggio della vendemmiatrice. Noi utilizziamo un tubo attaccato a una specie di pozzo, per intendersi, quindi possiamo andare a accenderlo o spegnerlo al nostro piacimento. È un'acqua non potabile ma pulita perché comunque è un po' filtrata, quindi non è troppo sporca, e abbiamo un bel flusso di acqua. Per fare questo lavaggio quotidiano non è il massimo avere il Ghibli, l'idropulitrice, perché fa un getto molto importante di una grande pressione però poco volume di acqua. Invece in questo caso, secondo anche l'utilizzo, l'uso manutenzione, il libretto di uso e manutenzione, consiglia un bel flusso d'acqua, un bel volume d'acqua che vada proprio a detergere bene la macchina. Come prima cosa tiriamo via le tele in modo tale che queste poi andiamo a lavarle in un secondo momento, in modo tale che vedete possiamo accedere al vano della vendemmiatrice. Ovviamente tiriamo via sia le due tele posteriori che quelle anteriori. Ecco, ora che abbiamo pieno accesso alla parte centrale, alla parte che lavora gli organi di scottimento della vendemmiatrice, andiamo a accendere i nastri in modo tale che attraverso il flusso di acqua vengano poi risciacquati tutte le varie componenti, l'acqua finisca nelle benne e comunque in parte abbiamo un primo lavaggio. Poi proseguiamo con le varie fasi del lavaggio della macchina. Da questo monitor riusciamo ad andare ad attivare i nastri. Vedete adesso è diventato verde, per cui i nastri in questo momento stanno girando e proseguiamo iniziamo con il lavaggio della vendemmiatrice. Bene, adesso iniziamo allora col lavaggio, quindi apriamo l'acqua e cominciamo a lavare il grosso dello sporco. Vedete, una bella quantità di acqua ci dà una mano a fare il lavoro abbastanza veloce, perché comunque è un lavoro che va fatto quotidianamente per preservare la qualità della macchina e dargli lunghezza alla vita, allungargli la vita alla macchina. È importante andare a lavare le tele, quindi le pareti laterali, in modo tale che poi anche la prima volta che si utilizzi sia pulita, anche nel rispetto dell'uva, perché sia qualitativamente parlando valida anche la raccolta.
Ecco, allora adesso noi abbiamo dato dalla parte posteriore in avanti, sempre stando dal basso. Adesso facciamo il contrario, cioè ci portiamo dalla parte anteriore e buttiamo l'acqua verso l'indietro, quindi laviamo puntando l'acqua verso l'indietro e poi proseguiremo invece dalla piattaforma. Ecco, adesso abbiamo lavato il grosso, diciamo, stando dal basso. Cosa andiamo a fare adesso? Togliamo i tappi dietro, in modo tale che adesso li abbiamo lasciati, che così i nastri ci prendessero bene tanta acqua e portassero alle venne che si ammorbidissero. Adesso togliamo i tappi, incliniamo leggermente indietro la macchina, così un po' scola un po' di acqua che ha, e rovesciamo le venne in modo tale che scaricano l'acqua e poi proseguiamo il lavaggio. Togliamo prima un tappo, questo è importante poi ricordare di andarli a mettere prima di partire, altrimenti da qua esce tutto il prodotto e non è un'ottima cosa. Questi li mettiamo da parte, poi diamo una lavata anche alla parte bassa in un secondo momento. Adesso abbiamo rovesciato le due benne e iniziamo a lavarle da qua, dopo le richiudiamo e magari diamo un'altra lavata stando da sopra. E quindi andiamo avanti con la pulizia. Vedete, si sono un po' ammorbidite dallo sporco, per cui adesso piano piano, con un po' di pazienza, andiamo a dargli una ripulita. Ecco, adesso questo è un posto che abbiamo un po' organizzato, allestito al volo. Quando abbiamo preso la vendemmiatrice, ormai inizio vendemmia, diciamo che per l'anno prossimo abbiamo già ideato come portare questo tipo di pressione, questo tipo di getto di acqua, che come vedete deve arrivare fin su alle venne, nella parte sopra delle venne, per cui ci vuole veramente tanta forza, i volumi di acqua, ecco, nel centro aziendale. Adesso quest'anno non siamo riusciti perché presa la vendemmiatrice abbiamo iniziato la vendemmia e non siamo riusciti ad allestire là, dobbiamo portare dei tubi eccetera, però ecco, per l'anno prossimo faremo il lavaggio sul piazzale fatto del nostro centro aziendale. Adesso qui per quest'anno ci adattiamo a una situazione un po' così al volo, però abbastanza gestibile insomma per quest'anno. Ora il grosso della macchina è lavata stando dal basso, come vedete, poi chiaramente poi faremo un risciacquo finale. Ora saliamo con la scaletta nella postazione là in alto, e da quella pedana riusciamo a finire il lavaggio delle vasche
a lavare un po' la pedana lì attorno, controllare che tutto sia in ordine. A volte finiscono dei rametti perché quando si passa vicino delle piante purtroppo è alta la macchina, è inutile girarci attorno, si portano via dei pezzi di rami, quindi insomma diamo un'occhiata un attimo come siamo messi, puliamo bene i nastri da sopra perché c'è la possibilità di pulirli e poi torniamo giù e diamo una risciacquata finale e secondo noi ecco la macchina più o meno è pulita. Per accedere a sopra abbiamo questa scaletta e la cosa interessante è che su abbiamo una piccola centralina di comandi dalla quale possiamo appunto andare a comandare 2 o 3 movimenti della macchina che ci aiutano a non dover scendere, accendere, spegnere eccetera, e quindi riusciamo effettivamente a fare una pulizia agevolata senza troppe perdite di tempo. Ecco, come vedete qui abbiamo questa piccola postazione, come dicevo qualche rametto ce lo portiamo sempre via da qualche pianta che nelle manovre magari si è sempre stretti a fine campo. Ora abbiamo le benne alzate, possiamo andarle a richiudere, magari diamo una lavata e attraverso ecco questa centralina, avevamo fatto il video anche di presentazione, ecco questa centralina riusciamo a comandare apertura e chiusura delle benne, accensione o spegnimento, attivazione, diciamo disattivazione dei nastri che girano, possiamo andare ad aprire questa parte e soprattutto accedere a pulire bene i nastri convogliatori, quindi insomma da qua riusciamo a fare il resto della pulizia. Ecco, diciamo, prima cosa dobbiamo girare questo rubinetto, questa saracinesca che ci consente di lavorare con l'olio da questa postazione. Finito il lavaggio, finito la manutenzione da sopra, l'importante è chiudere, altrimenti dalla centralina dai comandi in cabina non funzionerà più nulla. Quindi apriamo qua e possiamo lavorare con la nostra centralina. Ecco, premendo questo pulsante riusciamo ad andare a chiudere, vedete, abbassare questa benna, stando dentro, ecco, insomma, tenendo le mani all'interno ecco, della gabbia, in modo tale, vedete, ne abbassiamo una alla volta, sempre per massima sicurezza, e da qua possiamo andare a pulire ulteriormente. Ecco, nel frattempo vedete che si sono aperte le porticine dove, dalle quali ecco, è possibile completare il lavaggio dei nastri. Vedete, da qua si riesce a dare una lavata, poi adesso accendiamo i nastri sempre da questa postazione, così riusciamo a completare ecco, il lavaggio. Diamo un po' più di pressione. Vedete, non serve chissà quanta pressione dell'acqua, ma l'importante è avere ecco, un bel getto, un bel volume, in modo tale da fare proprio un lavaggio, perché il mosto, comunque l'uva, il residuo di l'uva, ecco, si attaccano molto alle pareti ecco, di acciaio, di ferro, per cui bisogna proprio andare a ammorbidire, tanta acqua e poi un lavaggio finale che va a risciacquare tutto quanto. Adesso abbiamo attivato i nastri, come vedete girano attraverso sempre questa postazione di comando e andiamo a dare una risciacquata ulteriore. L'acqua finisce ulteriormente nelle benne in modo tale che vada a risciacquare bene gli scivoli di gomma che vadano appunto a pulirsi, e poi svuoteremo un'altra volta le benne e poi diciamo che da questo lato la vendemmiatrice, la parte alta è pulita. Andremo a rifare un risciacquo finale della parte bassa, perché chiaramente tanta di quest'acqua scenderà giù, sarà sporca ovviamente, faremo un risciacquo finale e più o meno ci siamo. Allora da qua su il lavoro è finito, chiudiamo tutto quanto, spegniamo i nastri, spegniamo le cocle eccetera, andiamo giù, diamo una risciacquata finale e poi siamo pronti per ingrassare la macchina. Ecco, adesso facciamo il risciacquo finale e andiamo anche sotto a lavare in modo tale che tutte le scaglie siano belle pulite anche dal basso.
Ecco, ultima cosa che non abbiamo ancora fatto è accendere un po' i ventilatori al minimo, quindi teniamo bassi i giri, lasciamo che girano le ventole e con molta attenzione andiamo a buttargli acqua, e in modo tale che si crea comunque una pulizia all'interno, diciamo, dei cilindri, da dove dopo deve uscire l'aria convogliata. Per accendere i ventilatori accendiamo solo questo, abbassiamo un po' magari i giri, così, e dietro iniziano già a soffiare. Quindi adesso procediamo a lavarli. Ovviamente non buttiamo l'acqua davanti, altrimenti torna subito indietro. Ci mettiamo un po' lateralmente e aspettiamo che venga risucchiata. Vedete come esce qua l'acqua? Ora procediamo con l'altro. È un lavoro un po' delicato questo. Bisogna stare attenti a non infilare troppo la canna, perché ci sono dei coltelli che girano, quindi bisogna stare molto attenti. Anche questo è a posto. Ecco, allora adesso prima di riporre la macchina mettiamo questo di fronte al naso, in modo tale che adesso lasciamo che sgoccioli bene. Una volta che avrà perso l'acqua durante la notte, che sia asciugata, rimettiamo i tappi, che in modo tale che la prossima volta che appunto andremo a raccogliere l'uva, i tappi vengano poi posizionati e si possa andare a raccogliere in modo corretto, ecco, l'uva. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Adesso noi lo portiamo in azienda, diamo un'ingrassata e la riponiamo, insomma, dentro il capannone, in modo tale che poi la useremo e sarà bella pulita. E in realtà dovremo fare anche un piccolo lavoro, nel senso che dovremo tirare via una coppia o due di battitori che oggi avevamo messo perché avevamo un campo dove aveva una fascia d'uva molto ampia. Magari faremo un video dedicato a questo appena faremo il lavoro, non so se o stasera o domani mattina. Vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.